Bentrovati, nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus. C'è qualcosa di profondamente inquietante nell'immagine di una bambina di 7, 8, 9 anni che utilizza i prodotti di skincare con la stessa praticità di un adulto, di un esperto di make-up che fa un tutorial sulla beauty routine. Ma queste bambine di così tenera età lo fanno non solo davanti allo specchio, ma davanti alla fotocamera di un telefonino. A quell'età staranno giocando ad imitare gli adulti, noi pensiamo, eppure no, non stanno giocando, stanno eseguendo il loro rituale di bellezza. Lo vediamo in questo video che vi anticipa di cosa parleremo oggi. Parleremo di un fenomeno che si chiama Twin Skincare, rischi e che spopola in questo momento sui social. Sono le bambine giovanissime di questa nuova fascia d'età, che non sono più bambine, non sono neanche adolescenti, teenager, ma sono twin. Vi diremo esattamente da dove nasce questa nuova terminologia e lo faremo analizzando la situazione. Vi presento subito gli ospiti in studio. Ben trovata, buon pomeriggio Maria Costanzo. Buongiorno, buon pomeriggio dottoressa, dirigente e responsabile dell'UOS Psicologia e Supporto Area Salute Mentale dell'ASP di Catania, e poi in collegamento la dottoressa Chiara Di Stefano, chirurgo plastico e medico estetico. Buon pomeriggio dottoressa Di Stefano. Altro collegamento, altra donna, Laura Latino, lei è una consulente legale, una mamma, ma anche una content creator e una scrittrice. Eccola, la vediamo. Buon pomeriggio Laura. Buon pomeriggio Eva, buon pomeriggio a tutti. Tutte siciliane, anche tu sei siciliana, ma sei collegata in questo momento da Genova perché vivi là, e con te faremo anche un quadro di quello che avviene sui social. Ma entriamo subito nel vivo dell'argomento mostrandovi un video, così anche chi ci sta seguendo da casa e si domanda ma che cos'è questa Twin Skincare, magari non è l'algoritmo non ha inviato loro uno di questi video che gira sui social, allora noi ve lo mostriamo anche con l'audio. Il primo video, lo dico per la regia, quello di mamma e figlia che eseguono che commentano la skincare, così capiamo di che si tratta. Sono un sacco questi qua, che soprattutto perché sono rosa, hanno un effetto super rinfrescante. Tra l'altro sono 30 paia, sono idratanti e all'acido ialuronico, e dentro c'è anche la spatolina per prenderli, che io ho già usato, però utilissimo. Guardate la bellezza. Ecco, dottoressa Costanzo, il video ovviamente era pixelato, c'era una bimba con a fianco la sua mamma, hanno una pagina social sia su TikTok che su Instagram in cui mostrano le loro routine familiari, e molte di queste basate sulla beauty, sulla skincare, quindi la cura, anche l'ossessione per la pelle del corpo, del viso, e anche il make-up. Ci si prepara per andare a scuola con tutti gli accessori necessari, ma poi non sono accessori necessari in realtà per dei bambini di questa età. Il fenomeno è un fenomeno globale che riguarda tutto il mondo, partito ovviamente dall'America, che lega marketing, social media e modelli estetici anche irrealistici, ma soprattutto è anche un campanello d'allarme, dottoressa. È indubbiamente un campanello d'allarme, e direi che sovverte la psicologia classica e certe nostre definizioni psicologiche. Primo, il concetto di adultizzazione del bambino. Pensi che in psicologia adultizzazione è una parola che veniva riservata a quei bambini con delle sembianze più adulte, solitamente erano i soggetti, diciamo, vittime di violenze e di abusi sessuali. Mi sento di dire che comunque posso sembrare un po' estremista, ma anche in questo caso questa adultizzazione è una violenza, cioè proprio porre fine all'infanzia, no? È un'infanzia violata. Il rischio è a lungo termine, perché quello che abbiamo appena visto ripropone appunto una bambina che si occupa solo dell'immagine, quindi ancora una volta il fenomeno, diciamo, sociale è purtroppo il vuoto dell'affettività, il vuoto della mente. Non c'è un pensiero dietro l'immagine che abbiamo visto, non c'è il pensiero di un bambino, ma più grave che non c'è un pensiero dell'adulto al bambino di oggi che è l'adulto di domani, un adulto che colmerà
i suoi vuoti affettivi con le creme, con la cura dell'epidermide, no? In cui si rappresenta anche dietro la parola acido ialuronico, è chiaro, c'è l'idea dell'invecchiamento, quindi c'è anche un'idea distorta del futuro, della vita, e questo senso di onnipotenza diffusa, no? Per cui non esiste la possibilità ancora per un bambino di crescere, quindi è un'infanzia violata. Ecco, la dottoressa già è entrata nel vivo dell'argomento, è andata a fondo parlando di infanzia violata. Quando noi usiamo questo termine spesso pensiamo ad una violenza che arriva dall'esterno, in realtà non ci rendiamo conto che questa violenza arriva dai genitori stessi, cioè dalla mamma accanto alla figlia che le fa parlare di questi argomenti e li pubblica online. Sa dottoressa, io credo che una cosa che abbiamo sempre poco esplorato è nei termini di patologia delle cure e l'ipercuria. Quello che abbiamo appena visto. Ipercurarsi dei Ipercurarsi, cioè questi genitori che si preoccupano eccessivamente dei propri figli, che li, diciamo, come dire, li arricchiscono di stimoli, no? Oggi abbiamo bambini sovraimpegnati, bambini che per prendere un appuntamento dallo psicologo, insomma, prima tu devi rispettare il loro calendario, quindi con un sovrainvestimento sul cognitivo, sul figlio modello, sulla bambina da esibire, tutto questo a scapito del sentire. Quindi l'ipercuria, noi ci occupiamo tanto di bambini maltrattati, ma anche quella fa parte dei maltrattamenti all'interno del DSM, cioè l'ipercuria è questa eccessiva attenzione per il bambino, questo eccessivo bombardamento di stimoli che in molti casi, perché questo è uno degli esempi, ma sono diffusi, che in molti casi ricevono oggi i bambini di oggi, che hanno scompensato molte cose. Qui parliamo di bambini, lei parlava si parla dai 6 anni in su. Pensi che un tempo per Freud, ma così è stato e lo è tuttora all'interno della psicologia dello sviluppo, quello si chiama età di latenza. Latenza. Cioè, il bambino è in letargo, cioè non ci sono stimoli, impulsi sessuali, fantasie sessuali. Certo. Anche questo io mi chiedo, no? Lo chiedo ai miei colleghi, ma esiste ancora la latenza? Da questo non mi sembra. Quasi riproponiamo l'immagine dell'omuncolo, no? Di un tempo che abbiamo studiato sui libri di storia, ecco. Dottoressa, già abbiamo detto tantissime cose e purtroppo il nostro tempo è a disposizione per parlare di questi argomenti è poco. Vorremmo approfondirlo e sicuramente torneremo ad approfondirlo magari durante un altro focus, ma continuiamo ovviamente il nostro discorso e mi ricollego subito con Laura Latino, collegata appunto da Genova. Laura è una consulente legale, una content creator, anche una scrittrice, ha scritto un libro, Mamma torna presto, e ha 2 figlie proprio di questa generazione. Laura, tu sapevi che esiste la generazione twin dai 9 ai 13 anni? Allora, non mi ricollego a tutti questi termini in realtà, però sono assolutamente consapevole, essendo una utente anche per lavoro, diciamo, del web e dei social. Insomma, sono assolutamente spaventata da un lato della strumentalizzazione dei bambini e consapevole del fatto che in molte cose non dovrebbero entrarci, cioè mi ricollego al discorso della dottoressa. Da un lato c'è strumentalizzazione, dall'altro lato invece io non credo che ci sia un'intenzione, ecco, di far partecipare i figli a determinate cose, come in questo caso la beauty routine, attenzione, mi riferisco ai social, al video che abbiamo visto. Quindi io trovo che l'intenzione di quel genitore in quel caso sia quello semplicemente di strumentalizzare il bambino e di fare quel video insieme all'interno del social perché funziona di più. Ecco, perché funziona di più, perché dietro c'è il marketing, ci sono le aziende che poi ti mandano i prodotti in omaggio, se non addirittura poi più cresce il profilo, più si fanno le collaborazioni, e queste aziende puntano dritto su questo nuovo target come fascia d'età. Infatti la generazione dei twin dai 9 ai 13 anni è il nuovo terreno di conquista della pubblicità. Noi abbiamo sempre pensato ai teen, quindi ai teenager, ai ragazzi
dai 13 ai 19 anni, questo twin invece è un neologismo, lo leggevo proprio oggi sulla Treccani, tra l'altro coniato dagli esperti di marketing per definire la fascia di età tra i 6 e i 12 anni, che poi è quella che punta, su cui puntano le aziende per vendere, perché prima si vendeva agli adulti, quindi parliamo dei prodotti beauty, prima si vendeva prima si vendeva agli adulti, poi si è passato ai teenager, adesso ancora prima si passa ai ragazzini, alle bambine, le chiamano anche, infatti, come informazione, le chiamano scusami se anche ti Sephora interrompo. Kids. Laura, vai. Sarebbe interessante capire se quel video che avete postato sia effettivamente una collaborazione, quindi cosa ci fosse scritto sotto il video, se è proprio advertising, perché io mi voglio augurare invece che fosse un'iniziativa No, c'era della scritto mamma con la no figlia. ADV, c'era scritto no ADV, ma Ok. anche quando scrivono no ADV, che tradotto per il pubblico significa non è un video per cui noi siamo state pagate, quindi pubblicità, comunque loro stanno dicendo che sono aperte anche a fare delle collaborazioni di E pubblicità. sicuramente giusto? puntano a quello, certo. Certo. Dottoressa Di Stefano, lei ha un figlio, anche lei ha due figli, una bimba e un bimbo, il più grande è nell'età twin, lei lo sapeva di avere un figlio che può essere target della pubblicità, certo non dei prodotti cosmetici. Allora, mio figlio però, fortunatamente si è interessato a questo mondo, però altre sue compagnette o ragazzine che conosco sì, hanno Quindi anche questo. lei si è accorta di questo fenomeno, che poi è un fenomeno preoccupante anche dal punto di vista medico, dottoressa, spieghiamolo perché. Allora, fortunatamente dal punto di vista deontologico e legale, noi medici nell'ambito della medicina e della chirurgia estetica non possiamo trattare minori di 18 anni, ok? Soprattutto per quanto riguarda l'estetica. E quello che succede invece è di vedere adolescenti o comunque teenager e preadolescenti che soffrono di patologie e allora lì sì, possiamo fare qualcosa, ma trattiamo una patologia, quindi non so, un'acne, delle dermatiti, delle orticarie, ancora delle allergie. Però appunto la richiesta di trattamenti di medicina estetica nel minore fortunatamente è un fenomeno che ancora non vediamo nei nostri studi, tranne che qualche caso particolare che rimandiamo sempre dopo i 18 anni. Ma un fenomeno del genere può avere dei danni anche dal punto di vista dermatologico, in futuro ovviamente, perché non è che le bambine abbiano bisogno di utilizzare creme. Esatto, cioè nell'immediato una bambina di 9, 10, 12 anni non ha bisogno di nessuna skin routine in particolare, soprattutto per l'idratazione con l'acido ialuronico. Ripeto, sin da bambini utilizzare una buona crema solare e se c'è un disturbo, ma una patologia come può essere appunto un'acne di vari gradi, perché ci sono anche acne molto importanti che lasciano cicatrici, allora intervenire lì sulla patologia. Ma una ragazza di 10 anni non ha bisogno di nessuna skin routine in particolare, tranne che non abbia una pelle con delle problematiche. Ma potrebbe essere peggio per il futuro della sua pelle? Sì, perché se si utilizzano prodotti non adatti e soprattutto di scarsa qualità si va ad alterare il filtro idrolipidico della pelle, che è quel sistema di barriera che noi abbiamo che ci difende dagli agenti atmosferici, dalle infezioni, dal sole stesso. Quindi utilizzare prodotti sbagliati può significare alterarlo e quindi andare incontro ad allergie, a orticarie, andare incontro a macchie che si svilupperanno in futuro, perché è importante conoscere cosa sta dentro quel prodotto che applichiamo nel viso, perché per esempio prodotti con dell'alcol dentro non devono poi andare, sono ottimi per l'esposizione solare, possono anzi causare delle macchie o un invecchiamento precoce perché io vado a disidratare ulteriormente la mia pelle. Laura Latino, tu che hai appunto due bimbe della generazione teen, quindi la generazione alfa per intenderci, sono ancora più piccoli della generazione Z e soprattutto che lavori nel campo dei social e costantemente diciamo, utilizzi i social e vedi quello che succede, tu cosa vedi attorno, cosa vedi sui social in merito a questo fenomeno? È vero che il problema sono proprio i social, cioè i genitori che non controllano i bambini mentre usano i social, che già non dovrebbero usarli i bambini. Non so se state vedendo anche, insomma, soprattutto negli altri paesi europei che si stanno prendendo dei provvedimenti appunto
insomma, cercare di evitare che i bambini di una certa età entrino all'interno del social. Ma a prescindere da questo, anche qualora insomma mia figlia prendesse il mio telefono, io sarei lì accanto per cercare di capire cosa guarda. Perché capita, può capitare a tutti, attenzione. Ad esempio, mia figlia più grande ha 9 anni, abbiamo un iPad condiviso e ogni tanto lei li guarda i video. Poi dipende insomma da quello che piace al bambino. Mia figlia non ha idea di che cosa possa essere una beauty routine in generale, non le interessa, lei è più interessata magari al gaming, eccetera. Però io sto molto attenta, cioè il fulcro qui è il controllo da parte dei genitori. Sicuramente il controllo da parte dei genitori, ma rimango su Laura Latino e poi vado dalla dottoressa Costanzo per leggere un messaggio che è arrivato che interesserà a tutte quante noi. Rimango quindi, dicevamo, su Laura Latino per chiedere, visto che tu diciamo lavori in questo ambito, qual è il ruolo delle aziende beauty? C'è un marketing troppo aggressivo verso le giovanissime? Ma voglio sperare di no, nel senso voglio sperare sicuramente, diciamo, un utente finale ad oggi con un'età media più bassa ce l'abbiamo, cioè se io che sono dell'86 ho cominciato a mettere il mascara a 18 anni, oggi insomma è davanti agli occhi di tutti che i ragazzini cominciano a truccarsi molto prima o quindi a prendersi cura anche Facciamo della vedere anche propria pelle. Chiedo in regia il secondo video, sempre pixelato, di una bimba che dall'età all'incirca, non so, immagino di 10 anni, che si trucca perfettamente, mostrando come si trucca, copre le occhiaie che non ha e poi alla fine fa un trucco pazzesco con un eyeliner messo alla perfezione da esperta make-up artist e un rossetto rosso corallo che fa invidia, diciamo, ai red carpet di Venezia. Nel frattempo, a proposito della beauty routine, questo lo leggo a tutte così chiedo un commento a tutte voi, ci scrive Luisa da casa e dice: purtroppo, quindi ascoltate bene, spesso non partecipare alla beauty routine serale in videochiamata con le amichette significa essere escluse dai gruppetti, creando un disagio alle bambine e diventa una lotta madre e figlia continua. Quindi abbiamo scoperto che c'è anche la beauty routine serale di gruppo in videochiamata con le amiche di 9 anni. Dottoressa. Sì, lei sicuramente già lo sapeva. No, ma si apre, cioè purtroppo tutto questo fa pensare appunto all'adulto che non c'è, no? Poco fa diceva appunto l'avvocato lì diceva le mamme devono controllare, cioè il problema non si affronta con il controllo, il problema si affronta intanto con la conoscenza e gli adulti oggi non hanno neanche idea del potenziale che c'è sulla rete, su un telefonino e quindi proprio sono assolutamente fuori. Prima parlavamo di altri fenomeni, no? Che si condividono sulle challenge di adolescenti. Challenge mortali. Estremamente, anche mortali, ecco, ma gli adulti non hanno idea di questo, quindi c'è una disinformazione con la pretesa di essere genitori moderni e attenti. Dei genitori, come dice la signora che scrive, che non hanno la capacità di dire no. Cioè il problema oggi, quando poi parliamo ormai forse non si può neanche più dire, no? Non possiamo neanche più parlare di disturbo narcisistico, perché è così imperante che ormai il narcisismo fa parte, proprio una parte costitutiva della personalità, ahimè. Allora, un genitore che non riesce che ha paura che il figlio possa avere la solitudine o l'esclusione dal gruppo, perché non partecipa al gruppo, deve cominciare a pensare che questo figlio è un figlio che nella vita andrà incontro a momenti di solitudine e che dovrà essere aiutato a tollerare il vuoto, la solitudine, il dolore, la frustrazione. Questo messaggio è rivelatore poi di tanti altri effetti, perché tutto ciò incide sulla strutturazione del sé. E quello che noi vediamo anche nei fatti, ahimè, di cronaca è la strutturazione del contrario, del falso sé. Quindi c'è un discorso educativo che probabilmente anche noi come operatori sanitari dobbiamo forse cominciare a rivedere le rotte, cominciare a fare informazioni con i genitori a partire proprio dal basso, rimettere una mente a tutto questo. La sofferenza aiuta a crescere. Questo sì indiscriminato crea dei danni, e ci tengo a dire strutturali, insormontabili, che sono quelli dei disturbi di personalità,
nei bambini. Torniamo tra pochissimo, ripartendo proprio da qua, dai danni strutturali, e poi mi collegherò anche con la dottoressa Di Stefano per chiedere quali sono le richieste più frequenti nell'età diciamo adolescenziale. Torniamo tra poco. Ritorniamo in studio, stiamo parlando del fenomeno della twin skin care, ovvero l'ossessione delle bambine piccolissime, 7, 8, 9 fino ai 12 anni, per la cura della pelle, iniziare a prendersi cura della pelle, truccarsi, mettere sieri, creme, di cui ovviamente non hanno bisogno. Lo stiamo facendo con delle esperte in studio. Vorrei andare dalla dottoressa Chiara Di Stefano per chiederle: tutto questo movimento, tutto questo fenomeno, no? Che prepara le bambine giovanissime ad una visione di sé non solo adultizzata, come diceva la dottoressa Costanzo, ma anche guardandosi con un filtro, no? Che è il filtro della bellezza, di bellezza dei social, ma è anche il filtro del trucco. Cosa comporta che da grandi a 14 anni invece che a 18 vorranno l'intervento estetico? Sì, a volte tutto questo genera delle insicurezze tali che portano queste bambine o bambini a richiedere degli interventi estetici già in età giovanile, quindi 14-16 anni. È il ruolo del medico cercare di consigliare sia il ragazzino, la ragazzina che l'adulto, e andare ad agire soltanto su problemi effettivi. Quindi va bene una rinoplastica per un naso grande con una grossa gobba, va bene migliorare la taglia di seno di una ragazzina che ha un'assoluta ipoplasia mammaria, ma con i tempi giusti, gli accorgimenti giusti, e in ogni caso raggiunta la maggiore età, perché c'è comunque un processo di accrescimento fisiologico che dobbiamo rispettare. Una ragazzina di 14 anni non avrà lo stesso corpo che avrà a 18-20 anni, quindi bisogna aspettare anche l'età fisiologica del corpo stesso. Ma il filler alle labbra, che è la cosa diciamo più immediata e quello magari più accessibile, che si vede soprattutto perché ormai lo fanno tutte, anche le giovanissime, dottoressa Di Stefano, a che età iniziano a chiederlo? Ma me lo può chiedere anche una ragazzina di 16 anni, così come anche il primo filler, cioè ci vuole aggiustato anche la gobbetta del naso, ma appunto legalmente, deontologicamente non agiamo mai prima dei 18 anni, perché non sono patologie vere e proprie, non sono. Lei, dottoressa Di Stefano, non lo fa, ma sicuramente c'è chi lo fa, perché ci sono ragazzine che lo fanno, e questo apre anche un altro argomento, non solo l'accesso diciamo agli interventi estetici su se stesso, ma anche medici o non medici, estetiste che operano da casa o in strutture non autorizzate, dottoressa Di Stefano. Allora, un medico serio si rifiuta di fare determinati trattamenti prima dei 18 anni, e soprattutto se non sono necessari. Ok, dottoressa, questa è una domanda che ovviamente pongo a tutte quante rispetto a quello che diceva la dottoressa Di Stefano: educare alla bellezza o così coltivare l'insicurezza? Si coltiva l'insicurezza, ma a questo punto l'insicurezza che è precoce, cioè precoce anche appunto appartiene a quel momento in cui la personalità è ancora in formazione, e quindi se vogliamo un'insicurezza anche fisiologica, sicuramente si coltiva una distorta percezione di se stessi e del corpo, perché e c'è l'idea anche di dismorfismo, cioè se il mio ideale di bellezza sono quel tipo di labbra che ho visto là, non so che altro, che non sono un'esperta di questi trattamenti, ecco, se è quello, allora non solo io non ho questo, ma è un ideale di bellezza che devo inseguire e non mi vedrò mai per quella che sono, quindi perché mi vedo un dismorfismo. Non realistico, non cioè realistico. le bambine in questo caso sin da piccole, vediamo se riesco ad interpretarlo, crescono con un ideale
ideale di se stesse, che però non è reale, Non è reale. perché vedono tramite un filtro bellezza che si utilizza sui social, o tramite il ritocco semplicemente con la matita, con il rossetto, con il trucco di labbra o di zigomi, che poi non saranno i loro naturalmente. Che non saranno i loro nel momento in cui il filtro non c'è più, E nel li momento in cui vedo la bambina deforme. cresce, ma anche Li vedo, anche quella bambina a 7-8 anni poi cresce, Laura Di Stefano. Cioè i suoi tratti somatici saranno diversi. Sì, cambieranno. Il problema è che bisogna agire più che dal punto di vista medico-chirurgico, dal punto di vista appunto psicologico, per supportare la crescita dell'autostima. Ora io non sono un'esperta di psicologia, però nel mio studio quello che quotidianamente cerco di fare ogni giorno è di cercare di aiutare le mie pazienti a riscoprire la loro bellezza autentica e specifica, particolare di ognuna di noi, perché non possiamo essere tutte uguali, tutte standardizzate, e a me piace creare una bellezza, ma una bellezza diversa in ogni persona che si presenta ai miei occhi. Una bellezza naturale ed equilibrata. Laura Latino, da mamma di 2 figlie di 6 e 9 anni, credo, se non sbaglio, cosa vedi in giro? Come commenti il messaggio di quella mamma della beauty routine in videochiamata? Ma io ritorno sul discorso del controllo, perché quello che si vede in giro è non soltanto sui social, prendiamo ad esempio banalmente i film, le attrici, ormai sono tutte perfette, cioè io vedo donne di 60-70 anni che hanno meno rughe di me su uno schermo e queste cose prima o poi comunque le bambine, le ragazzine lo percepiscono, cioè la perfezione ce l'abbiamo e ce l'hanno ovunque intorno a noi. Per cui ritorno su questo discorso, forse controllo sarà una parola molto forte, ma mia figlia, e prendo ad esempio quella di 9 anni, perché quella di 6 mi auguro che non si sia mai imbattuta in cose di questo tipo ancora, però ecco io devo dare gli strumenti per distinguere cosa va bene e cosa non va bene. Che attenzione, una beauty routine con la mamma per scherzare nel proprio bagno va benissimo. Come i bimbi col Esatto, papà che magari fanno la barba, no? Ma come si faceva un tempo. Esatto, Dottoressa. esatto, non la trovo fuorviante, ecco. Allora, il bambino, siamo stati anche noi bambini, in modo fisiologico si identifica con l'adulto. Tutti noi, in tempi appunto, i miei sicuramente antichi e remoti, ci siamo truccati, prendevamo le cose della mamma, gli anelli, i tacchi, no? Queste belle passeggiate sui tacchi e cadevi. E il punto è che l'adulto non c'entrava, perché era un bambino che faceva finta di essere dentro i processi di identificazione sana. È proprio lì, in questa rottura del confine tra l'adulto e il bambino, che tante cose vanno iscritte. Io non posso andare con la mamma quando va a farsi il filler, quella è una cosa di mamma, non è una cosa del bambino. Creiamo queste confusioni sulla relazione adulto-bambino. La bambina che abbiamo visto poco fa stare male, perché non è una bambina che, come facevo io, forse ha fatto lei, faceva finta si identificava nella mamma. Lei diventa un'adulta in quel video, quindi è cessata la finzione. E quando parliamo del termine della finzione nell'infanzia, parliamo di psicopatologia. Quella bambina è una bambina che rischia di trovarsi in rete o vis-à-vis, come sappiamo benissimo nella cultura asiatica purtroppo, ahimè, cioè queste sono le spose bambine. Cioè, e nella nostra società, laddove non esiste la sposa bambina, esistono altri fenomeni. Se la guardiamo, è una bambina che non fa finta di essere adulta. Lei in questo momento crede di essere adulta. E tutto questo ha a che fare con una disorganizzazione nell'area della personalità. Io non so più chi sono. Quindi dei danni davvero, davvero gravi e non ci rendiamo conto che li stiamo procurando proprio noi che invece pensiamo di avere cura dei nostri figli. Questa è una cosa che trovo Ma davvero... non abbiamo più bambini, dottoressa. Io ho lavorato in neuropsichiatria infantile per 34 anni come psicologa, psicoterapeuta, occupandomi anche di bambini molto piccoli. Ho visto una trasformazione incredibile dei bambini, cioè 12 anni ancora parlavamo di pubertà, ma ormai parliamo di donne fatte.
cioè fatte proprio. Fatte e formate. Siamo in chiusura. Laura Latino la vedo un po' così interdetta e preoccupata, la sua preoccupazione No, sono aumenta. assolutamente d'accordo, anch'io mi rendo conto di essere profondamente diversa dalle bambine di oggi. Laura, con te andiamo in chiusura, facciamo una riflessione un po' con tutte le ospiti. Credo che, come dicevamo prima offline con la dottoressa Costanzo, credo che il pubblico ormai abbia imparato a capire che mettere i video dei propri figli o le foto dei propri figli o troppe informazioni sui propri figli online è un rischio un rischio per la loro vita, banalmente perché la gente può sapere dove va a scuola, se c'è un malintenzionato si può avvicinare, o come abbiamo imparato anche dall'ultimo caso dei siti sessisti, queste foto possono essere prese e non si sa dove finiscono. Questo credo che ci siamo, lo abbiamo imparato, giusto Laura? Anche con tutte le campagne di informazione e di comunicazione. Sì, questo può essere fatto, diciamo, sia con i profili pubblici sia con i profili privati, fondamentalmente. Quello che però forse ancora Quindi non è... anche... No, sì, è così, cioè, è sotto gli occhi di tutti. Pensiamo allo scandalo del gruppo delle mogli. Esatto. Cioè, Quello che probabilmente purtroppo però... può succedere sempre. Quello che probabilmente però ancora non è arrivato e per cui ci impegneremo a raccontarlo e a comunicarlo è che far diventare adulti, quindi non farli più giocare ad essere la mamma, ma trasformarli in una esperta di tutorial di beauty, di beauty e di make-up e di skincare può proprio provocare dei danni alla personalità, quindi all'adulta, a quella bambina da adulta, dottoressa. Non è più una bambina e non è un'adulta, quindi è chiaro che la parola che viene fuori è la confusione ed è diventare, assumere su di sé, cioè far finta di essere adulta, ma alla fine ecco comportarmi da adulta, che sovraespone ad esperienze anche di tipo traumatico, perché ecco, se io mi atteggio da adulta, voglio fare l'adulta, significa che la farò a 360 gradi. Grazie a tutte per essere state con noi, grazie dottoressa Costanzo, dottoressa Di Stefano, dottoressa Laura Latino che ha scritto anche un libro, Mamma torna presto, e di cui ci parlerà la prossima volta, tanto sta scrivendo anche il secondo libro. Grazie a tutti per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata, arrivederci. Sei un tipo assurdo. Ma la... Buon pomeriggio e ben trovati, siamo nuovamente insieme a Sicilia 24 Focus. Tra pochi giorni, il 21 settembre, sarà la giornata mondiale dell'Alzheimer e le giornate evocative servono sempre a fare il punto, a rapportarsi rispetto a risultati medici ottenuti, ma anche e soprattutto rispetto ai problemi che una malattia come questa genera quando piomba, arriva prepotente all'interno di un nucleo familiare. Oggi ne parliamo e lo facciamo con la dottoressa Concita Marchica, che è qua vicino a me, direttore sanitario dell'RSA Villa Elisa. Buon pomeriggio dottoressa, geriatra, ma certamente grande esperta di questo tema, anche perché proprio il suo modulo Alzheimer è uno dei pochi insomma nella nostra isola ed è certamente fonte di grande esperienza per lei, costante, avere a che fare con questi malati di cui sa praticamente tutto e che ha seguito peraltro anche l'evoluzione di questa malattia nel tempo. Grazie dottoressa. Allora, attendo lumi dalla regia, dovremmo avere in collegamento il sindaco di Misterbianco. Eccolo qua, buon pomeriggio sindaco. Salve, buon pomeriggio a voi.
tutti, saluto anche la dottoressa. Allora, buonasera sindaco. voi direte ma perché parliamo di questo argomento e ci colleghiamo con il sindaco di Mister Bianco? Lo facciamo perché il sindaco di Mister Bianco ha manifestato, lo possiamo dire forte, una grande sensibilità nei confronti di questa tematica. Peraltro il suo centro con modulo Alzheimer insiste proprio sul territorio di Mister Bianco e dunque il 21 settembre il comune di Mister Bianco aprirà le porte a questo appuntamento con Fragilità e Memoria, una rete per conoscere e sostenere. Lei, sindaco, ha detto io non ci ho pensato un secondo, mi dice perché? Perché davanti all'attenzione, diciamo, alle questioni sanitarie e anche alla tutela di una buona informazione legata alla prevenzione della salute, non appena c'è la possibilità di avere un confronto di qualità, così come sta avvenendo, e questa giornata veramente ne dà ovviamente concretezza, non abbiamo che aperto le porte del comune. Ma questo lo facciamo anche in un'ottica innovativa, perché vedete, noi da qualche mese a questa parte abbiamo addirittura individuato un medico chirurgo, un giovane che non è parente mio ma si chiama Corsaro come me, Antonino Corsaro, che è un esperto appunto della buona amministrazione, della pubblica amministrazione e che si occupa nello specifico del tema della salute. Perché i comuni è vero che il sindaco è la massima autorità, però è anche vero che è coadiuvato da diciamo, assistenti e collaboratori e poi valorizzando i territori, laddove nel territorio insistono peculiarità e anche strutture come chiaramente quella di cui oggi e con la quale stiamo sviluppando questa grande diciamo, giornata, secondo me si valorizza anche un tema che purtroppo, ahimè, molte volte dai comuni non è mai affrontato e impattato dall'ente locale, perché giustamente la norma prevede che ci sono poi le ASP a regolamentare, a gestire, a governare il processo, ma io credo che i comuni debbano anche battere il tempo e anche, se possibile, trasferire una buona alfabetizzazione sanitaria. Questo è quello che manca, credo, in Italia, ma certamente anche nelle regioni del sud e anche in Sicilia. Noi stiamo lavorando in sinergia con gli attori locali, non soltanto per poter trasferire le buone prassi e soprattutto per dare una maggiore consapevolezza, una maggiore alfabetizzazione sanitaria alla città, e se questo viene fatto anche attraverso giornate come quella che stiamo sviluppando da qui a giorni, allora ben vengano queste giornate e questi approfondimenti. Allora sindaco, c'è questo convegno, si chiama Fragilità e Memoria, una rete per conoscere e sostenere, ed è il senso vero di questa cosa, è un po' sta anche nelle sue parole, cioè che debba essere una trama di rapporti, no? Una rete di sostegno che sia per il malato ma anche per le famiglie, per i cosiddetti caregiver che vivono sicuramente molto spesso in condizioni di frustrazione, soprattutto quando non sanno cosa fare quando inizia il rapporto con una malattia. Resti un attimo con noi, sindaco, perché io voglio andare a salutare anche il dottore Dario Cannavò, che vedo in collegamento, dirigente dell'unità operativa semplice centro Alzheimer dell'ASP di Catania. Buon pomeriggio, dottore. Mi sente? Forse il dottore non mi sente, allora ottimizziamo per favore il collegamento e torniamo dalla dottoressa Marchica. Allora, dottoressa, lei è sicuramente la luce per tantissime famiglie, questo lo dico senza tema di smentita, ma il discorso della RSA è un discorso che probabilmente entra nella vita di molte persone malate, ma anche di molte famiglie, in un momento diciamo particolare della vita di questi malati. Quando esattamente? Allora, il paziente giunge da noi quando il familiare riconosce di non essere più in grado di aiutarlo, di sostenerlo e di sostenersi, perché gestire un paziente con demenza è ha delle difficoltà, delle peculiarità importanti, per cui viene fatta richiesta tramite il domicilio, ma anche tramite eventi traumatici, le cadute giungono da noi per il ricovero. Purtroppo sono periodi che, anche se sono necessari fino a, la legge ci permette fino a circa 12 mesi, 10-12 mesi, sono sempre pochi per poter gestire questo paziente, perché oggi abbiamo i soggetti relativamente giovani, cinquantenni, sessantenni, che necessitano di attenzione, che necessitano di cure più lunghe, motivo per il quale
le famiglie poi chiedono l'aiuto è la rete è l'ADI, ma dopo l'ADI non sempre i pazienti sono assistibili a domicilio, per cui dopo il nostro periodo di 4, 5, 6 mesi, l'ADI, dopo necessitano di altre strutture. Spieghiamo, dottoressa, cos'è l'ADI però. L'ADI è l'assistenza domiciliare integrata, ovviamente ormai viene utilizzata e noi la richiediamo per alcuni pazienti, non solo per il modulo Alzheimer ma anche per i pazienti di natura clinica che hanno necessità poi di un proseguo di fisioterapia, e di questo se ne occupa e sarà presente all'evento il dottore Squillaci, che è il direttore del coordinamento RSA e ADI. Quindi vediamo un po' se riusciamo adesso, regia, mi date informazione se il collegamento con il dottore Cannavò non è ancora stato ottimizzato, e allora io ringrazio, dottoressa, il sindaco, perché nel giro di pochissimo, è un'idea nata a fine luglio, e nel mese di agosto siamo riusciti, grazie alla celerità e al problem resolving reale dell'amministrazione comunale di Mister Bianco, a realizzare un evento di sensibilizzazione. Nel frattempo vi voglio dire che quel giorno, oltre a parlare degli specialisti, saranno presenti gli psicologi, una rete di psicologi per fare i test alla popolazione. Verranno eseguiti 2 test, il mini mental e il MOCA, in modo tale da rendere da capire, perché la cosa importante nella demenza di Alzheimer è la prevenzione. Nella demenza come nelle altre malattie, ovviamente, non solo nella malattia di Alzheimer, perché spesso i sintomi non vengono compresi, perché all'inizio c'è la depressione, c'è magari un momento in cui non si ricorda ma si avvergogna di dirlo, in cui la famiglia non si rende conto, perché mentre, dottoressa, per le altre patologie è tutto normale dirlo, fare prevenzione, magari... C'è pudore in questa. In questo c'è tanto pudore. C'è ancora molto pudore. Allora, sindaco Corsaro, sempre in auto perché corre da un posto a un altro. Senta, il suo comune, no, è anche molto, come dire, famoso per l'attenzione alla popolazione anziana. Noi ci siamo parlati oggi, lei mi diceva ci sono 4 centri e insomma, in un luogo come Mister Bianco ci sono già 4 centri dove non vengono, come dire, parcheggiati, passatemi il termine che è triste ma purtroppo spesso accade, gli anziani, ma è un centro di grande attività che potrebbe diventare anche un bacino dove il collegamento invece con le strutture sanitarie, laddove si ravvedesse una difficoltà di qualche anziano, potrebbe essere attivabile, no? Condivido, e ci stai lanciando anche un'ulteriore idea che insieme alla dottoressa Vitalisa, ma con chi vorrà condividere le buone prassi, magari poi estenderemo alle persone di buona volontà, anche di grande personalità, così come stanno Vitalisa, ma ce ne stanno anche tanti altri che mettono in campo grande personalità. Devo dire che noi dobbiamo raccontare le cose belle che accadono in Sicilia. Purtroppo in Italia, ma giù nel meridione un po' di più, c'è un atteggiamento prevalente che è quello della lamentazione. Ma qua ci lamentiamo che le cose non funzionano, che tutto il mondo non può cambiare, ma tanto non cambierà mai nulla di più falso. Allora, intanto le cose possono cambiare se c'è tanta passione, tanto amore e anche tanta professionalità in quello che si fa. E allora noi a Mister Bianco lo raccontiamo sviluppando delle attività nei centri anziani, che non sono quei centri anziani che per antonomasia vanno lì gli anziani, il nonno, lo zio, e vanno lì a giocare a carte, che per carità ci può anche stare in un momento ricreativo, si può fare anche la cosiddetta briscola in 5, anche se io non sono poi bravissimo a giocare a briscola in 5, però abbiamo sviluppato da 3 anni a questa parte delle sinergie importanti con anche altre associazioni del territorio per poter dare spunti anche culturali, anche sociali, anche ricreativi, anche sportivi. Vi spiego. Concretamente noi agli anziani a Mister Bianco cosa facciamo fare? Intanto i centri sono, diciamo, vissuti sia da uomini che da donne. All'inizio alcuni centri avevano questa resistenza alla, diciamo, frequentazione addirittura delle donne o degli uomini, che è una cosa incredibile nel 2025, che abbiamo smontato con l'aiuto di figure femminili e anche di associazioni che parlano di, voglio dire, anche la giusta, il vivere i luoghi comuni senza stereotipi al femminile o al maschile. Allora quello l'abbiamo superato e quindi questo c'è un processo culturale in campo. Ma portiamo gli anziani a sviluppare le attività termali,
con le convenzioni per gli anziani, portiamo gli anziani gli facciamo fare il torneo di bocce, perché abbiamo realizzato un campo di bocce per gli anziani. Con gli anziani facciamo anche dei convegni per l'attenzione alle truffe, che ci stanno, le truffe con informatiche, quelle truffe Certo. con le attività parapostali, insomma, con la condivisione di sindacati e altro. Allora, insomma, la figura dell'anziano è una figura che va certamente rilanciata. L'anziano, sociologicamente, non è più l'anziano di 20 anni fa. tradizione. La vita è molto più lunga di 20-30 anni fa, ma anche le amministrazioni devono mettere in campo quei processi e quei procedimenti che possono mettere al centro l'anziano. Figuratevi che noi a Natale o per la festa del nonno, noi portiamo i ragazzi, i bambini a vivere ai centri anziani. Questo prima non si faceva. Allora, segno che la vitalità di una comunità passa anche attraverso la figura del rispetto delle persone sopra una determinata età, che poi anziani, attenzione, ormai è un termine che è difficile da collocare anagraficamente. Infatti. Allora, in virtù di questo, diciamo, entusiasmo e brio, io credo che si debba anche sviluppare un'attenzione prevalentemente anche sulla prevenzione e il diritto alla salute. Perfetto, Perché sindaco. se acceleriamo sul processo di ripeto, alfabetizzazione sanitaria e anche attraverso il trasferimento di buone prassi e anche attraverso questi momenti che svilupperemo da qui a qualche giorno con gli amici bravissimi di Villa Lisa e anche in sinergia con le ASP e tutto il mondo che, diciamo, si occupa e bene di sanità, non soltanto ne parliamo della sanità che funziona, ma mettiamo in campo quei processi che possano consentire di far parlare bene dei territori. Grazie, sindaco, la devo salutare, sindaco, non mi sente? Mi sente? Sindaco, mi sente? Sì. Allora, io la ringrazio, la devo assolutamente salutare perché i tempi sono quelli che sono e quindi grazie, è stato un piacere, buon lavoro perché queste iniziative fanno bene sempre. Buon pomeriggio. Io devo sindaco. ringraziare l'assessore Virgillito che è stato accanto a noi in tutto, è a Roma, so che non è. Sindaco, buonasera. Allora, fatemi parlare con il dottore Dario Cannavò, che adesso insomma è in collegamento, spero che sia tutto ripristinato. Dottore, mi sente adesso? E purtroppo non mi sente. Ciao Dario. Allora, niente da fare, il collegamento purtroppo non va, avremmo voluto sapere qualcosa in più su questa tematica legata a quelle che sono diciamo le modalità di primo accesso laddove ovviamente si scopra in famiglia di avere un problema, quindi regia mi dite che non c'è e allora lo dobbiamo salutare anche perché dobbiamo... E allora mi dicono che sta per collegarsi e ci riproveremo, ci riproviamo per l'ultima volta, dottore. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Dottore, allora buon pomeriggio, purtroppo insomma la vediamo frizzato, ma vediamo un attimino di sentirla. Allora ci proviamo, volevamo cercare di capire, visto che naturalmente lei... Sì, la sento. Allora, lei rappresenta l'ASP di Catania. Vi ringrazio per l'invito e mi scuso per il collegamento. E purtroppo il collegamento non va perché la sentiamo assolutamente a tratti, per cui io credo che possiamo salutare il dottore, non riusciamo ad andare in onda in queste condizioni. Grazie lo stesso dottore, ma insomma può capitare, no? Può capitare, certo. Dottoressa Marchica. Allora, entriamo nel merito. Sì. I numeri sono cattivi? Allora, i numeri sì, nel mondo sono circa 57 milioni, in Italia 1,5 milioni e si stima che nel 2050 arriveremo a 2,5 milioni. La popolazione a rischio sia per le abitudini, le problematiche ipertensione, diabete, fumo, patologie anche dal punto di vista genetico. È necessario, la prevenzione è necessaria per ognuno di noi, perché la malattia di Alzheimer può andare dai 45 ai 65 anni. L'Alzheimer diciamo che è un ombrello perché comprende anche altre demenze, la demenza di Pick, la demenza frontotemporale, le demenze parkinsonianti. Però le dottoressa si fa presto a dire è Alzheimer, cioè lo diciamo appena si vede qualcuno che ha dei problemi con la memoria corta, cioè a breve termine. Cominciamo a dire vabbè
all'Alzheimer, però... È una demenza. Allora, intanto ovviamente per fare diagnosi certa di Alzheimer è quella autoptica. Quello che si può fare oggi per fare un discernimento, capire una depressione maggiore, intanto noi facciamo gli esami di laboratorio con ormoni tireidei e acido folico, poi si fa una TAC, poi si fa una PET, una risonanza magnetica ed eventualmente una PET o l'esame del liquido. Per quanto riguarda la diagnosi, è relativa perché non abbiamo farmaci in grado di guarire, abbiamo farmaci in grado di rallentare la malattia e soprattutto quello che a noi serve sono i disturbi comportamentali, perché spesso in famiglia quello che crea il problema reale è il disturbo comportamentale, le aggressività, il wandering, il vagabondaggio, uscire e non sapere più come ritornare, l'incontinenza urofecale nell'ultima parte, le disfagie, le afasie, non riuscire a produrre ciò che si pensa, non riuscire a dire il nome dell'oggetto. Tutto questo ovviamente crea un danno al paziente, ma crea un danno anche al familiare, perché il familiare è coinvolto in maniera non solo fisica, ma anche emotiva, perché quello era tua madre, tuo padre, magari non ti riconosce più. Allora, noi ci fermiamo, dottoressa, per un minuto, torniamo tra poco, parliamo ancora di quella che sarà la giornata mondiale dell'Alzheimer, il 21 settembre, delle iniziative collaterali. A tra poco. Siamo tornati in diretta, Sicilia 24 Focus e la giornata mondiale dell'Alzheimer porterà a riflessioni su una tematica assolutamente attuale, sempre più attuale. Peraltro la dottoressa Marchica, che è in studio con noi, ci spiegava che purtroppo il range di età si è assolutamente allargato e quindi ci si ritrova molto spesso con pazienti giovani laddove la malattia galoppa, mettiamola così. Ecco, dottoressa, allora quello che mi interessa sempre dire è quando ci si ritrova con un problema di questo genere, quando quantomeno si è riuscito a capire che si tratta di quello, quindi si accetta l'idea. Che cosa si deve fare? Bisogna consultare lo specialista. Lo specialista può essere privato, pubblico, dell'ASP, come funziona? Allora, lo specialista può essere lo psichiatra, il neurologo, il geriatra, perché verranno indirizzati ovviamente a fare cosa? A fare la strumentale, a fare la diagnosi strumentale che ci indica in una risonanza se c'è un accumulo di beta-amiloide, di fibrille, delle proteine tau, quindi questo già ci dà l'idea per impostare una terapia. La terapia. Oggi i farmaci che abbiamo a disposizione sono i farmaci ancora di 15 anni fa e anche di più. La rivastigmina ancora oggi viene utilizzata, il tonepezil nelle prime fasi della malattia e i farmaci antipsicotici. Adesso si sta valutando i nuovi farmaci, i farmaci biologici, ma ancora noi non li abbiamo. Sono farmaci sperimentali che hanno i loro effetti collaterali, sono farmaci che devono essere somministrati comunque in ambiente protetto perché hanno degli effetti collaterali, microemorragie, edema cerebrale. Pertanto è importante andare dallo specialista. Lo specialista può indicare una strada e la indicherà perché la conoscenza esiste. Purtroppo spesso si arriva laddove il paziente ha già degli importanti disturbi di natura comportamentale, con aggressività, eteroaggressività, ovviamente violenza, allucinazioni uditive, allucinazioni visive. Lì il familiare, ormai inerme perché non sa più cosa fare, cerca lo specialista, ma cerca il mago. Non cerca più lo specialista. Il mago non esiste. Capito? Non esiste il mago. Esiste lo specialista. Lo specialista può dare la terapia, ma va fatta come per tutte le patologie. Va fatta all'inizio, va fatta gradatamente. Poi vengono fatti i centri diurni, io so che ad Acireale ce n'è uno. E man mano si dovrà andare avanti per dare delle strutture idonee e anche per formare il personale, per formare il caregiver. Non si può lasciare il soggetto senza nulla, perché spesso il familiare cosa va? Ostacola, controbatte, cerca di farlo tornare com'era. È impossibile, bisogna entrare nel mondo del nuovo malato. In quel mondo
in cui lui è vissuto, che lui ricorda, perché lui ha una memoria lontana, non ha più la memoria a breve termine, quindi ostacolare significa danneggiarlo, significa danneggiare i suoi neuroni, significa aumentare la terapia antipsicotica. Ecco, le terapie, dottoressa, Sì. lei è una maga, purtroppo lo devo dire, lo so che è così, le maghi non ci sono, ma la magia ovviamente in senso figurato e in senso certamente buono, parliamo ovviamente di un medico, quindi è chiaro che non ha niente a che fare con la magia, però la terapia arriva a un certo punto in cui il paziente, invece che mantenere quel suo livello di stabilità con quella terapia, magari mostra una recrudescenza di problemi. Perché? Perché è vero che forse queste terapie vanno sempre aggiornate, rimodulate. La terapia è una terapia sartoriale. Oggi si sta andando verso una terapia di genere, fortunatamente, perché è genetica, perché oggi la terapia va modulata sul paziente, va studiata, perché il paziente può avere un giorno la pressione alta, può avere un problema di incontinenza, può avere un dolore, può avere una stipsi ostinata, perché nei pazienti si sottovaluta. Ma credetemi, una cosa importantissima, il soggetto con demenza ha un rallentamento di tutto, anche della peristalsi intestinale. Cosa succede? Queste feci, spesso si va incontro a blocchi intestinali, richiamano acqua, quindi anche il cervello, perché oggi lei sicuramente saprà, l'asse intestino-cervello è il nuovo, la disbiosi, si parla tanto di disbiosi. Oggi è importante tenere a mente la visione olistica del soggetto, non solo la patologia, non solo una semplice cefalea, dice iperteso, dobbiamo curare solo la pressione, sì, ma poi c'è il problema dislipidemico, ci può essere il diabete, tutte le patologie cliniche in un paziente con demenza lo scompensano e spesso si va incontro a sovraccaricare il paziente con antipsicotici, mentre basterebbe solamente gestirlo. Allora, però è chiaro che tutto questo in casa non si può fare. Non si può fare. Arrivati a un certo punto, la famiglia allarga le braccia, perché essendo una malattia degenerativa, anche con le terapie giuste, si arriva a un punto in cui è veramente difficile. E allora si entra in una sorta di problema grave, per cui se si hanno delle disponibilità economiche importanti magari si riesce a gestire con la professionalità dei medici in casa, ma non è semplice. In realtà dovere probabilmente di tutti quanti i caregiver è quello di affidare questi pazienti a dei luoghi dove c'è sempre un'assistenza medica H24, e lei mi insegna, dottoressa, che non è facile neanche questo. Perché non ci sono. Perché non ci sono. Perché non esistono nel privato e perché nel pubblico l'RSA ha un limite temporale. Sì. Noi allora a Catania sono 2 le RSA con i moduli Alzheimer, poi so che c'è un centro diurno, ma quello che è necessario, ma oltre all'essere temporale c'è bisogno di altre strutture, di strutture che accolgano questi pazienti, ma non per un tempo, cioè dal al. Necessitano che il paziente entra, ovviamente deve essere il familiare che deve volerlo, perché spesso il familiare si sente anche in colpa perché ha portato lì il proprio marito, il proprio papà, ma ci sta perché deve conoscerci. Nel momento in cui, io parlo per l'azienda che io dirigo, nel momento in cui conosce e si crea la relazione, perché è importante creare la relazione col familiare e poi col paziente, allora lì il familiare non vuole più mandarlo via. Non vuole più che vada via. E certo, il problema poi qual è? Ricordiamo che questi moduli sono moduli che sono ovviamente in convenzione col sistema sanitario nazionale, che non comportano spesa da parte ovviamente della famiglia del malato, ma sono pochissimi. Sono pochi. Perché i posti, quanti sono i posti, dottoressa? Io ne ho 8. 8. L'altra RSA ne ha 20. Questi sono i posti. Stiamo cercando, guardi, le dico una cosa, 10-12 anni fa avevo immaginato la città in miniatura per la demenza.
Oggi leggevo qualche tempo fa che al nord stanno cominciando a farle, ma lei si immagina una piccola città dove c'è la segnaletica, la poltrona, il barbiere, il caffè, dove l'individuo si sente in un posto protetto. E certo, perché poi il problema è capito? assolutamente quello. Senta, non ci crederà, dottoressa Marchica, ma forse abbiamo il dottore Cannavò. Forse abbiamo il dottore Cannavò. Ci riprovo, dottore? Dario, ciao! Sì. Buongiorno. Allora, dottore, siamo veramente purtroppo in chiusura, è stato un collegamento infelice, purtroppo i collegamenti oggi come oggi pendono e dipendono dalle connessioni. Se ha sentito il nostro dibattito, voleva aggiungere qualcosa? Innanzitutto vi ringrazio e mi scuso per il collegamento, ma ovviamente non dipende dalla mia volontà. Ovvio. Sì, ho ascoltato tutta la commissione e quindi ovviamente faccio sempre complimenti alla collega. È fondamentale nella gestione dei pazienti affetti da demenza e da disturbi cognitivi la diagnosi precoce e una presa in carico che in qualche modo si occupi del paziente a 360 gradi. È assolutamente fondamentale, quindi il nostro è un CDCD, un centro per disturbi cognitivi e demenze, diretto dalla dottoressa Arena, con Arena che sarà presente. assolutamente un centro che ha una peculiarità, che è quella di afferire a un dipartimento di Niente da fare, mi dispiace, io purtroppo ci ho messo tutte le volontà immaginabili, però sul di questo le volevo dire lo questo. specifichi lei Sì. e salutiamo il pubblico perché siamo in ritardo. Allora, saranno presenti all'evento il dottore Squillaci, il coordinatore del RSA e ADI, la dottoressa Arena che poco fa parlava, il dottore Dario che si occupa di CDCD, che sono appunto i centri di demenza e cura, il dottore Santagati che è il direttore della DSM, Paternò, Adrano e via dicendo. Saranno presenti e loro spiegheranno un po' l'idea della rete, perché quello che noi dobbiamo fare, dottoressa Lunghi, è la rete, non esiste il singolo, esiste la rete. Io sono felice di poter sempre collaborare, come lei vede, con gli ospiti, con l'ASP, perché abbiamo creato una sinergia dove ci si aiuta nell'interesse proprio del paziente. E questo è quello che noi faremo. Ma il passaggio all'ASP è basilare, cioè se ovvio. non ci fosse la struttura di riferimento dell'ASP, Certo. allora veramente bisognerebbe solo essere dotati di un grande portafogli, perché oggettivamente la gestione di un paziente di quel genere è molto difficile, molto onerosa. Costosissima. Quindi diciamo che le speranze, visto che purtroppo cresce la popolazione malata, si allarga il range di età, la speranza è che il nostro governo tenga in considerazione il fatto che una spesa sul sistema sanitario nazionale che riguardi anche questa fetta sarebbe molto importante per aiutare i malati e tante famiglie disperate. Io ringrazio tutti, è stato complicato oggi per questo collegamento, mi dispiace dottore, avremo magari un'altra occasione. Dottoressa Marchica, buon lavoro come sempre e ovviamente l'appuntamento è il 21 di settembre a Mister Bianco per andare, lo leggo, nel cuore della memoria, perché la memoria vive con noi e con il filo dei nostri ricordi. A tutti voi un buon pomeriggio. Grazie.